Benvenuti in questa seconda lezione. Io sono Leonardo Visintin e oggi parleremo della storia del Veneto. Occupato dai Romani nel secondo secolo a.C., il Veneto decadde in età tardo-antica, in particolare nei centri cittadini, Altino, Concordia, per le invasioni di popoli germanici, sti maledetti, e per lo spostamento dei flussi commerciali. A partire dal 569 passò in mano ai Longobardi, iniziando da Verona, Vicenza, Treviso, sedi di duchi longobardi, e proseguendo con Padova e Monselice, e poi Oderzo nel corso del VII secolo. E Venezia? Dove sia? L'area bizantina si ridusse nella fascia costiera, dove l'infittirsi della popolazione fece lentamente sviluppare un nuovo centro urbano tra il IX e il X secolo, la Civitas Rivoalti, divenuta in seguito Venezia. Oh, era qua, che sboro! Incluso nel Regno Italico, all'interno dell'Impero Carolingio, alla fine dell'VIII secolo, il Veneto vide le maggiori città sottoposte ai conti, poi affiancati dai vescovi. Ottone I aggregò l'Italia nord-orientale al Ducato di Baviera e poi di Carinzia, con il nome di Marca Veronese, 976, più o meno è l'anno. Distaccatosi nel 1077, il Friuli... Ah no, bravi, no, complimenti. La Marca, coincidente con l'attuale Veneto, a parte Venezia e Rovigo, fu coinvolta nella lotta delle investiture fra papato e impero, XI-XII secolo. Le città confluirono poi nella Lega Lombarda, precoce Salvini, schierata contro Federico Barbarossa. A metà del XIII secolo parte della regione, allora nota come Marca Trevigiana, cadde nelle mani di Ezzelino da Romano, che attuò la prima forma di governo signorile nella regione. Dall'affermazione delle signorie nelle principali città, prese avvio un processo di unificazione regionale, compiutosi nel XV secolo per opera di Venezia, che in pochi decenni costruì nel Veneto il suo stato di terra, da Vicenza, Verona e Padova, fino al Friuli a est e quasi fino all'Adda a ovest. Grande Venezia! Nel 1430 caddero Belluno e Feltre e dal 1484 al territorio vennero annessi il Polesine e Rovigo. Le successive vicende storiche della regione fino al XVIII secolo coincisero con la storia dei possedimenti di terra di Venezia, teatro di battaglia tra austriaci e francesi nella prima campagna d'Italia di Napoleone Bonaparte, e con il Trattato di Campoformio, 17 ottobre 1797, il Veneto diventò possedimento austriaco. Maledetti. Per la pace di Presburgo, 26 dicembre 1805, esso fu integrato nel Regno d'Italia. Infatti, tornato nel 1815 sotto il dominio dell'Austria, il Veneto partecipò ai moti insurrezionali del 1848 e nel 1866 entrò a far parte del Regno d'Italia. Sì, cazzo! Grandi! Teatro di operazioni militari nella Prima Guerra Mondiale, durante la Seconda, invece, il Veneto subì grossi bombardamenti. Durante gli anni 50, l'attività industriale di Porto Marghera iniziò a riprendersi dalle devastazioni portate dal conflitto, riprendendo a crescere, fino a raggiungere la massima espansione negli anni 60, quando il polo industriale divenne uno dei più importanti d'Europa. Marghera sempre nel cuore. A partire dagli anni 80, al declino della grande industria, il Veneto ha risposto con una massiccia proliferazione di piccole imprese, che accelerarono lo sviluppo economico, rendendo la regione una delle più produttive d'Italia. Sì, insomma, siamo i meglio. Bene, neanche questa seconda lezione finisce qui. Ci vediamo presto con la prossima.